hai le melanzane nel frigo e se pensano di grigliarle, vero? No, ti prego, togliti questo pensiero, posa la padella, posa la bistecchiera e fatti questa ricetta. Mi senta a me, è golosissima. È vero, le melanzane grigliate sono golosissime, ma preparate così, ma che di caffè. Si fa proprio mangiare. Ma no, troppo buono, prepariamole insieme. Allora, amici miei belli, iniziamo con cuocere le melanzane, vedete? Nel forno. Ne sono due, sono pochi per comodità, li sistemo qui nella friggitrice ad aria. Vedete, ho messo la carta e poi facciamo cuocere. Quindi mentre le melanzane stanno là, tanto belline che si cuociono, quindi non perdiamo tempo, andiamo a cuocere le patate nell'acqua, cioè andiamo a sbollentare le patate. Le patate le ho cotte per circa 30-40 minuti. Allora amici, le melanzane si sono cotte, io adesso sto togliendo la buccia, che non ci serve. Mamma mia, io ho questo vizio di non aspettare mai niente. E tengo che faccio da fare, amici miei belli. Aia! Ecco qua. Allora amici, io vado a tagliuzzare così, vedi? A spappolare. Sfogati. E mettiamo all'interno della ciotola. Ah, volevo dire che io le melanzane le ho leggermente tamponate con la carta assorbente per togliere l'acqua in eccesso. Quindi nella stessa ciotola aggiungo anche le patate schiacciate. Aggiungiamo pecorino o parmigiano o metà e metà, un po' di sale, pepe e mescoliamo. Ma voi non mi dite mai niente, mi sono dimenticata, amici miei belli, l'uovo, un po' di basilico che ho spezzettato con le mani. Non si è visto, ma ho aggiunto anche il pangrattato. Adesso formiamo le nostre polpette. Dopo aver dato la forma tondeggiante direttamente nel pangrattato, coprire con la pellicola e far riposare nel frigorifero per 1 ora, 2 ore, addirittura anche il giorno prima per il giorno dopo, meglio ancora. Ecco qua, andiamo a friggere. Friggere nell'olio di semi precedentemente riscaldato a 175 gradi. Ma la bellezza, restiamo umili. Amici belli, ecco qua. Le ho fritte, anzi 2 io le ho cotte nella friggitrice ad aria, quindi nel forno, vanno benissimo. Quindi ecco qua. E questo è il sughetto. Voi direte perché il sughetto? Vi faccio vedere come piace mangiare a me. Le mangi in 2 modi, o così oppure con una bella crema parmigiana. Assaggiamo, mamma mia. Che bontà. Allora amici miei belli, che dite? Questa ricetta delle polpette con patate e melanzane si può fare? Polpette di melanzane e patate? Che stai? Che? Non si fa così? E fallo tu.